regione, perché anche le ultime leggi che abbiamo fatto, dall'epoca del 50, dall'epoca cantiere veloce, citiamo sempre la nostra regione, territorio, perché si tratta giustamente di pianificazione, quindi parliamo del nostro territorio sostenibile, perché ormai la maggior parte delle politiche che mettiamo in atto vanno verso la sostenibilità anche in settore come quello dell'urbanistica, quindi abbiamo puntato molto anche alla rigenerazione urbana, al contenimento del consumo del suolo, quindi queste CPRM sono un acronimo BTS, Veneto Territorio Sostenibile, che potesse racchiudere bene questo obiettivo di testo unico. Su questa diciamo, esigenza che è proposta, che è stata condivisa quindi dal Presidente Zaia, per giunta poi dato incarico a marzo scorso alla direzione e pianificazione territoriale della Regione di predisporre un testo, quindi abbiamo la dirigente proprio della direzione, che in pochissimo tempo, loro in pochi mesi, hanno lavorato internamente, quindi solo la struttura interna della Regione senza consulenti esterni, hanno prodotto questa bozza, quindi noi stiamo girando presentando una bozza, non è niente di definitivo, anzi, e questo percorso qua di fatto ha coinvolto anche noi del Consiglio regionale, perché poi come di legge, voi sapete, alla fine la approva il Consiglio regionale, quindi vogliamo avere anche un ruolo anche in questa fase per comprendere e capire quali sono le esigenze del territorio. Le esigenze del territorio che, allora, io ho fatto anch'io l'amministratore locale, ho fatto il sindaco l'amministratore per una ventina d'anni, sindaco 10, adesso qualche anno che sono qui in regione, quindi frequento diciamo, anche gli enti locali che capiscono un po' le difficoltà che hanno. Sapete, negli anni abbiamo prodotto tantissime leggi per quanto riguarda la provincia di Veneto, no? E spesso anche modificate nel corso degli anni, tante volte. Allora, noi partiamo sempre dal fatto che il nostro testo di base resta la legge 11 del 2004. Quello è il testo da cui partiamo. Il livello di pianificazione in Veneto non cambia, avremo la stessa struttura, quindi PTRC, PTCP, PAP, PI. Legge 11 quindi è la base di questo testo. Però all'interno vi sono tutte le varie norme attualmente vigenti per quanto attiene l'urbanistica, qualcosa di paesaggio, qualcosa di edilizia è vigente. Quindi se uno dovesse andare a guardarsi tutte le leggi che attualmente abbiamo in Veneto, a questo punto saranno circa 230 articoli circa. Ecco, li abbiamo racchiusi tutti in un unico testo di attualmente 125 articoli, e poi vi sono anche i due allegati che sono uno della legge 14-2017, quindi il contenimento del consumo del suolo, e uno che è della 14-2019 che è direttamente 50. Quindi adesso sono anche disponibili nel sito della regione del BTS anche queste bozze di allegati che sono stati riaggiornati. La dicevo, legge 11 è il punto di base. Ma pensate che la legge 11 ha ormai quasi 20 anni, nel 2004, in questi 19 anni di fatto ho avuto, sono andato a guardare tutte, 192 modifiche in seguito a 38 leggi regionali. Solo per la legge 11. Pensate sulle altre che le varie modifiche. Allora è evidente che questa è una difficoltà che hanno sia i tecnici dei comuni, ma sia anche i liberi professionisti che non riescono a stare dietro a seguire tutte le varie modifiche e norme che ci sono. Pensate che solo sulla 11 l'articolo 45 è arrivato a 45 decies, per dirne una. Allora questa è un po' una difficoltà del rimando a una norma o un'altra. Guarda, allora da questo momento bene, mettiamo tutto insieme, vediamo di coordinare il contesto, di togliere le ridondanze, di parlare il più chiaro possibile e di fornire una cosa che è tutto qua. È tutto qua e deve essere questo. Anche con alcune modifiche, chiaramente frutto dell'esperienza, frutto anche di sentenze che ci sono state positive o negative, per esempio, non so, piani urbanistici attuativi, qualche volta gli elementi di criticità ci sono stati negli anni, ci sono delle sentenze da cui abbiamo imparato, quindi vedrete che anche questa norma è stata un po' rivista e riscritta. La semplificazione però che vogliamo apportare, lo dico nei vari incontri, lo ripeto anche qua, questo viene confuso che semplificare non viene semplicemente ridurre i tempi, non è così. In alcuni procedimenti amministrativi possiamo anche valutare la riduzione dei tempi, però i tempi vengono dati fondamentalmente per due motivi. Il primo, che è quello principale, è quello della trasparenza del procedimento. Quindi a volte posso fare una variante, qualche cosa, cioè vengono dati i tempi perché tutte le persone interessate possano vedere qual è la proposta e eventualmente presentare osservazioni che poi l'ente le può dedurrare, eccetera. È evidente che quando viene un cittadino, quando
Ci sono comuni strutturati, ci sono comuni meno strutturati, 563 comuni in Veneto. Abbiamo dei responsabili di ufficio tecnico che non si occupano solo di questo, si occupano magari anche di lavori pubblici, commercio, polizia locale, anagrafe e quant'altro. Non è che hanno tutto il tempo di stare a guardare tutte le norme che cambia la regione e andare a rispondere e fare solo urbanistica. Quindi a volte i tempi non sono necessari proprio anche per garantire un procedimento adeguato, perché altrimenti se ne mettessimo anche, che ne so, rispondi entro 5 giorni. Cioè, sei responsabile no, ti dico le fine, cioè, perché non ha tempo neanche di seguire una pratica, nel dubbio piuttosto dice, no, aspetta, no, non va bene. Quindi la semplificazione deve mediare fra queste esigenze che ci sono. Quindi se ritenete, anche in base alla vostra esperienza, che ci sono delle cose che possiamo migliorare, i tempi per me o anche qualcos'altro, però è chiaro che bisogna mediare quelle diverse situazioni che ci sono in Veneto. Scusa, ma ahimè, non sono così quindi mettere i due tempi. Poi altro elemento importante che è quella, cito alcune criticità. Quindi noi teniamo conto in questo testo e lavoriamo per cercare di trovare delle soluzioni. Allora, quando facciamo la norma urbanistica, di fatto non ci troviamo di fronte a situazioni molto variegate. Perché? Perché è vero che abbiamo la legge 11 del 2004 che prevede di fare il piano di stato del territorio per ogni intervento. Ma quindi abbiamo, quindi dopo 19 anni, abbiamo ancora 55 comuni Veneto che hanno ancora PRG. E non sono tutti comuni piccoli, sono anche di grandi, anche questo che ci ospita oggi, per dire, no? Allora noi ogni volta dobbiamo pensare, non ci sono ancora quelli con PRG. Allora lo sapete perfettamente che adesso chi ha il PRG non può fare niente, può fare solo varianti per le opere pubbliche, per regolamenti normativi, alle leggi superiori, regolamenti, eccetera. Ma non puoi più fare solo cambio di destinazione d'uso o altro, quindi tu limiti anche le possibilità per i tuoi cittadini. Noi vogliamo arrivare nel Veneto, tutti i 563 comuni parliamo la stessa lingua, usiamo le stesse norme, non faremo più rimandi ai PRG. Per questo motivo una delle cose che noi abbiamo inserito qui, la proposta è quella che poi i comuni se lo fanno, stoppiamo il server del territorio entro 12 mesi, altrimenti verranno commissariati e glielo fa la regione. Voi sapete perfettamente che un commissariamento significa non prendere scelte politiche, non fare valutazioni specifiche. Adesso si stanno muovendo i comuni, devo dire che abbiamo fatto diversi incontri nelle varie province e tanti si stanno proprio attivando perché abbiamo pensato tra aiutarli, perché alcuni magari hanno un problema economico, altri perché dicono ma tanto tutto il territorio vincolato non mi serve niente, no, ti serve, come che ti serve? Abbiamo fatto un anno per dei contributi quest'anno per i comuni a cui manca il PAD, quindi abbiamo messo 350.000 euro, intanto andremo ai primi 25 che hanno fatto richiesta, sono arrivate già 35 richieste dei 55 comuni. Sono la provincia di Padova, mancano 13, adesso stanno mettendo d'accordo insieme grazie anche alla collaborazione della provincia di Padova. Credo ce ne sono un paio, ma stanno muovendo anche loro, stanno facendo, hanno dato l'incarico per fare il PAD. A Belluno sulla ventina, ma lì anche là diversi adesso si stanno attivando. A Venezia ci sono 5 comuni senza il PAT, Verona un paio e poi il comune Rodicino. Quindi il nostro obiettivo è arrivare a avere tutti per tutti la stessa lingua. Allora, chi ha avuto esperienza del PAT, io almeno, sono diventata sindaco quando è stata fatta la 11, quindi nel 2004, so che tutto il percorso. Se vi ricordate prima che il PRG si faceva una variante, la si mandava in regione, facevi una variante e buttavi dentro di tutto, la mandavi in regione, aspettavi anni che ti tornassi indietro e non sapevi come, andavi là, se la porta dei tecnici in regione, allora la mia variante, che fine ha fatto, dov'è, e la porta arrivava dopo anni. Col fatto è cambiato tutto. È di una comunità incredibile, io adesso con la sorpresa che ci sia chi non l'ha fatto, io l'ho fatto immediatamente da sindaco, anzi io ho fatto addirittura un party per dire. Certo, ci vuole più tempo per fare la concertazione, le scelte strategiche che ogni serve il territorio, ma dopodiché il comune è comodissimo, puoi fare varianti operate di interventi anche ogni anno, puoi fare le tematiche, puoi farle, dai risposte molto più velocemente ai cittadini, è fondamentale. Quindi adesso anche coloro che insomma non avevano tanto interesse hanno capito
capito che ormai bisogna adeguarsi. Quindi ripeto, è una legge che lo prevede dal 2004. Quindi questa è una delle problematiche che riscontriamo e pertanto cerchiamo di risolvere in questa maniera. Altro elemento. A me arrivano richieste continuamente, penso settimanalmente, di varianti alle norme che abbiamo, modifica le norme. Continuamente, anche di segno assolutamente opposto l'una con l'altra. E va a cambiare questo e cambia quello. Quindi intanto le varie richieste arrivano sia dai colleghi, ma arrivano anche dagli enti locali, arrivano dagli ordini professionali, categorie economiche, privati cittadini, chiunque, no? E dico semplicemente, ma scusate, ma secondo voi un comune ha da fare una variante al mese per adeguarsi a queste modifiche? No. Allora, quello che chiedono in particolare il territorio, almeno questo ho recepito, è una stabilità delle norme, cercare di fare poche modifiche concentrate. Motivo per il quale nelle ultime leggi che abbiamo fatto abbiamo cercato di ridurre al minimo le modifiche. No? Penso alla legge Veneto 2050, quindi la 14/2019. Di fatto abbiamo fatto proprio il minimo di modifiche, proprio niente che bisogna dare qualche anno che una norma si sedimenti, che venga conosciuta, che venga capita, che venga usata. Dopo un po' tu capisci bene, ha funzionato, non ha funzionato, che problemi ha dato, dove devo modificare. Non è che tenermi in meta, scusa, per tanto modifico un articolo, dopo modifico l'altro. No, bisogna dare il tempo per capire e applicare le norme e poi migliorarle. Noi chiamiamo clausola valutativa, no? E diamo degli input poi per fare le modifiche normative. Bene, questa è l'occasione, pertanto anche la Veneto 2050 che non abbiamo aggiornato in questi anni, perché nel 2019 qualche piccola modifica può essere apportata, quindi 4 vede anche qualche proposta diversa. Poca roba, ma aspettiamo che sia anche il territorio che ci dice se c'è qualche cosa di significativo da poter inserire. Quindi cerchiamo con l'occasione di intervenire se c'è anche qualche richiesta senza dover fare ogni mese norme urbanistiche. Ecco. Altro elemento è quello per noi importante, quello del monitoraggio. Allora, lo so che è una rottura di scatole per gli uffici tecnici dei comuni, perché manda ogni anno la regione l'elenco dell'articolo 6, l'articolo 7 delle demolizioni di costruzione della 14/2019, manda questo e manda quello. Non lo fanno tanti, purtroppo, tra l'altro, non tutti rispondono a queste richieste di monitoraggio che è obbligo di legge che dovrebbero fare i comuni. Ma per noi sono fondamentali, perché se non abbiamo il polso della situazione dei comuni del Veneto non possiamo neanche fare modifiche. Ma facciamo, dico le modifiche che vanno bene al mio comune di pianura e non tengo conto di realtà invece costiere, di lago, di montagna o altro. Cioè abbiamo bisogno di capire com'è la situazione in Veneto. Quindi, per aiutare i comuni a fare questo, adesso vedremo anche con un sistema un po' di informatizzazione diverso, dei programmi, per facilitare insomma l'invio dei dati da parte dei comuni alla regione, in modo che riusciamo a parlare anche su questo tutti la stessa lingua e tutti a trasmettere questi dati. Quindi queste sono alcune delle criticità e gli obiettivi che noi abbiamo inserito in questa volontà di fare questo testo. Vi dico un ultimo elemento, dopo lascio all'assist di entrare proprio nel merito. Noi non facciamo un testo di edilizia. Come ho detto prima, l'edilizia è materia esclusiva dello Stato. Abbiamo qualche rimando, qualche normetta insomma, che riguarda, quindi viene inserita. Il 380, quello prevale sempre. Quindi quando a volte trovi, ma una legge regionale dice una cosa, cioè, il 380 prevale sempre. Adesso tra l'altro è allo studio l'ennesima modifica del 380, che è un codice delle costruzioni. Vedremo, stanno studiando anche questa bozza, perché ancora la bozza anche di quello, chissà se mai il Parlamento arriverà a rivedere anche la 380. E c'è un elemento significativo, per esempio, che in tutti gli incontri mi viene chiesto, quindi io anticipo già. Il problema delle tolleranze, grosso problema. Quindi le piccole difformità, le tolleranze, l'abbiamo provato 2 volte,
negli ultimi anni a fare una legge regionale per risolvere questo problema delle piccole difformità degli edifici anche 76. Ogni volta impugnata, ogni volta cassata. È evidente che non è una competenza della regione risolvere questo problema. Abbiamo presentato anche un progetto di legge statale di iniziativa regionale, l'abbiamo presentato al Parlamento, e questa è una richiesta che viene, perché anche per l'applicazione del 110 tanti non sono riusciti perché di fatto non avevano queste piccole difformità che non sono riusciti a sanare. Allora sembra che in questo codice delle costruzioni vi sia una risposta a questo e speriamo che ci sia, ma ribadisco non è competenza della regione. Altra richiesta che mi viene spesso fatta è quella dei vincoli cimiteriali. Anche questo è un problema oggettivamente, ma anche questo non è competenza della regione. Purtroppo adesso è tornato ai 200 metri, non si può più derogare. Ti trovi all'interno, però magari delle previsioni di piani urbanistici attuativi o magari di qualcuno che ha bisogno di un piccolo ampliamento, eccetera, ma vai entro i 200 metri non lo puoi fare. Anche su questo abbiamo fatto un progetto di legge statale di iniziativa regionale che fa presente al Parlamento questo problema, perché oggettivamente allora, il sistema di popolazione è cambiato negli anni, lo sappiamo perfettamente, tra l'altro adesso è anche l'incremento anche quello della primazione. Questa è una norma non urbanistica dei vincoli cimiteriali, ma abbiamo per motivi igienico-sanitari. Dopo 2000 anni penso che possono anche rivedere questa cosa e risolviamo anche un sacco di problemi anche là, però ripeto, ahimè, non ci riguarda direttamente, su questo nel più di far presente a chi deve fare questa norma, altro noi non possiamo fare. Quindi c'è una parte qui appunto anche di edilizia, una cosa, ecco, che questa, e poi chiudo, interessante. Abbiamo tolto anche tanti rimandi alla giunta regionale farà gli atti di indirizzo entro 180 giorni e gli atti di indirizzo. No, pensate, con l'11 2004 non sono neanche stati fatti ancora tutti gli atti di indirizzo, nel senso famiglia, che adesso sinceramente. Allora ci sono delle cose tra la giunta, ma invece di fare questi atti di indirizzo la proposta sarebbe quella, c'è proprio nell'articolo, di fare dei sussidi, dei quaderni su temi che chiederà il territorio. Prima ne ho citato uno che è sempre molto sentito e particolare, che è quello dei piani urbanistici attuativi, iniziativa privata, iniziativa pubblica, come vengono fatti, poi magari può essere un bel quaderno che spiega bene questa cosa qua. Quindi diciamo questa sarebbe un po' l'impostazione che abbiamo. Con l'intento, ripeto, semplificare, parlare tutti la stessa lingua. Parlare tutti la stessa lingua, per esempio, avere le stesse definizioni, perché sapete che in ogni legge magari vengono interpretate in maniera diversa. Allora ne cito una, qui nell'articolo 65 delle definizioni, il consolidato. C'è il consolidato della legge 11 2004, c'è il consolidato della legge 14 2017. No, consolidato solo uno, 14 2017, parliamo tutti la stessa lingua, non facciamo confusione. Quindi questo è un po' brevemente, insomma, l'obiettivo. 125 articoli divisi in 5 parti con i 2 allegati. Adesso l'architetto stesso entrerà un po' nel merito dei vari contenuti, delle varie sezioni, mettendo in evidenza in particolare quelle che sono alcune piccole novità, che io ho citato 2 o 3, ma bene, qualcune non sono straordinarie. L'ho trovato, dopo vi farò vedere anche la pagina, lo trovate nel sito della regione e vedete che sono individuate anche con un colore diverso in corsivetto quelle che sono le modifiche rispetto alle norme, quindi facilita un po' anche la comprensione. Tanto vi ringrazio e lascio la parola a te. Grazie.